Euroregione News. Una brutta scossa. L'elettrodotto Re di Puglia Basiliano. Continua la querela elettrizzante che vede i cittadini e i sindaci interessati da una parte e la regione Friuli Venezia Giulia insieme a Terna SPA dall'altra. Ho sentito il sindaco di Lestizza, Geremia Gomboso. Terna ha avuto un'autorizzazione di VIA, di valutazione di impatto ambientale, imbrogliando le carte, non tanto Terna ma i funzionari del Ministero. E faremo anche un esposto alla Procura della Repubblica perché vogliamo sapere chi ha fatto queste cose, perché i responsabili di tutto questo sono i funzionari del Ministero che non hanno fatto il loro dovere di vigilanza, perché loro devono fare un controllo autonomo, non fare un copia e incolla di una richiesta di Terna e metterla dentro come approvazione. Altrettanto dicasi per i funzionari della regione. L'avvocato Serracchiani non può dichiarare che un'opera, essendo al 70%, bisogna completarla e che i 7 sindaci che sono contrari all'elettrodotto, a questo tipo di elettrodotto, precisiamo, perché noi non siamo mai stati contrari all'elettrodotto, lo volevamo semplicemente interratto, non va data l'energia, quindi siamo al delirio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.